Il centrale del pomeriggio è questa sesta corsa, il premio Eritosio, un confronto per cavalli anziani di buona categoria, di categoria D e di categoria C. Sono in 8 ad aver accettato l'ingaggio, una prova molto aperta e spettacolare. Dal punto di vista del pronostico, Batost è leggermente favorito nei confronti di Duquoin AS. Da Covo Mail, Can dei Greppi, Daphne JCP e anche Draghetto P sono vicinissimi nella valutazione. I due outsider sono Buongallo Wisel e Cornelia OP. Quando il conto alla rovescia si sta esaurendo, andiamo a leggere il campo completo dei partenti. All'1 Duquoin AS Pietro Gubellini, al 2 Cornelia OP Edoardo Baldi, 3 Daphne JCP Luca Lovera, 4 Buongallo Wisel e Davide Cangiano, 5 da Covo Mail Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Can dei Greppi Antonio Greppi. In seconda fila 7 Draghetto OP Enrico Bellei, 8 Batost Roberto Vecchione, sostituito da Manuel Pistone. E quindi si va in partenza con l'autostart che prende velocità, si prepara a entrare in retta per il lancio. Partiti con i numeri centrali a essere veloci, Daphne JCP e in particolare Buongallo Wisel che prova ad andare davanti e ci riesce, rinviene lungo la corda in seconda posizione Duquoin AS, mentre galoppa Draghetto P, la terza posizione la prende Cornelia OP, rimane allo scoperto Daphne JCP che riprende in mano, mentre prova ad avanzare all'esterno da Covo Mail. Passa Duquoin AS intanto nei confronti di Buongallo Wisel che una volta presa la testa preferisce correre di rimessa, e così Pietro Gubellini al comando dopo un quarto di gara in 29,8. Duquoin AS in vantaggio su Buongallo Wisel, terza posizione per Cornelia OP, allo scoperto da Covo Mail che si porta in scia Batost, quindi Can dei Greppi. Alla retroguardia il rimesso Draghetto OP, 46,2 per i primi 600 metri di corsa, la mossa da parte di Draghetto OP che accende i fuochi a 800 dalla conclusione, 1,1,5 per gli 800 di gara. Duquoin AS in vantaggio all'esterno sempre da Covo Mail, in corda Buongallo Wise, in pariglia rimane Batost, mentre retrocede Draghetto P che desiste da un percorso impossibile, 1,16,1 i 1000 di gara di Duquoin AS che ora prova ad accelerare ulteriormente, sbaglia Batost che muoveva in terza corsia, insiste al largo da Covo Mail, 14,3 la retta opposta alle tribune, in vantaggio Duquoin AS, di fuori da Covo Mail, in corda Buongallo Wise, poi Can dei Greppi, ancora Cornelio P, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo da Covo Mail, insiste all'attacco di Duquoin AS che prova la difesa di dentro Buongallo Wise, lo scatto a largo di Can dei Greppi a centropista, da Covo Mail che si difende, da Covo e Can dei Greppi che insiste su da Covo Mail, i due testa a testa fin sul palo, poi Buongallo Wise vicinissimi da Covo Mail che ha venduto carissima la pelle dopo duro percorso esterno e potrebbe aver respinto l'avversaria. Da Covo Mail tutta strada di fuori, VP dell'Annunziata portano a casa il successo respingendo lo speed finale da parte di Can dei Greppi. Al terzo posto Buongallo Wise, il training di Fabrizio Mallozzi, i colori della scuderia San Calisto. Ottimo percorso da Covo Mail al rientro che respinge nel finale il tentativo di Can dei Greppi dopo aver debellato le resistenze in testa di Duquoin AS. Da Covo Mail, VP dell'Annunziata in questo centrale del pomeriggio.